Bentrovati. Al San Raffaele di Milano, uno degli istituti di ricerca medica più importanti d'Italia, 5 donne e 6 uomini, giovani dottoranti e borsisti sostenuti da Telethon, coordinati da Eugenio Montini, di 45 anni, hanno trovato con successo una terapia genica contro la leucodistrofia metacromatica e la sindrome di Wiskott-Aldrich, malattie genetiche finora letali. Oggi, dopo 3 anni di trattamento con la nuova cura, 6 bambini affetti da questa malattia genetica stanno avendo netti miglioramenti. I risultati dei primi 3 piccoli pazienti trattati sono già descritti da una importante rivista scientifica come Science. Il capo del team, dottor Montini, è nato da genitori napoletani negli Stati Uniti e poi tornato da adolescente con la famiglia a Napoli. Si è laureato alla Federico II, sempre di Napoli, per poi ritornare in America, dove ha lavorato per 4 anni a Portland, nell'Oregon University, occupandosi delle analisi molecolari sulle cellule dei pazienti. Quando il professor Naldini, direttore dell'Istituto di ricerca del San Raffaele di Milano, lo chiamò, Montini rientrò in Italia ottenendo assieme ai suoi collaboratori i brillanti risultati che vi ho appena illustrato. Questi scienziati mi rendono davvero orgoglioso di essere italiano. Quello che invece mi fa specie e mi deprime sono i loro stipendi. I giovani colleghi del professor Montini guadagnano in media, udite udite, 1.200 euro netti mensili, mentre Montini, il capo equipe, ne guadagna 2.000 sempre netti mensili. Davvero qui i conti non mi tornano più. Questi eroi, ritengo questo sia il termine più giusto per definirli, che salvano letteralmente la vita dei bambini, guadagnano mensilmente meno di molti altri lavoratori che, con tutto rispetto, svolgono compiti di gran lunga meno importanti e impegnativi. Un paese che tratta così i propri ricercatori è un paese che non può avere un futuro decente. Questi ricercatori del San Raffaele, che lavorando sodo, impegnandosi giorno e notte per dare questi straordinari risultati scientifici, meriterebbero ben di più. E poi ci lamentiamo che i nostri cervelli se ne vanno all'estero, per cui è evidente che il ricercatore che rimane in Italia è un mediocre oppure è un eroe che lavora con lo spirito del missionario. E poi, se confrontiamo i guadagni di questi ricercatori con altri stipendiati dallo Stato, non ci resta che piangere. Ecco degli esempi ricavati da una ricerca del Movimento 5 Stelle sulle spese della Camera e pubblicati dal Fatto. Il segretario generale della Camera, Ugo Zambetti, incassa 50.000 euro lordi mensili, oltre 600.000 euro annui. I 180 consiglieri sempre della Camera a fine carriera guadagnano circa 30.000 euro lordi al mese. Poi c'è l'esempio dei 2 consiglieri sempre di Montecitorio, Enrico Pucci e Alessandro Manunta, che incassano, come abbiamo visto, più di 20.000 euro netti al mese e ora distaccati presso la Presidenza della Repubblica sommano un altro stipendio. Aggiungo pure che Bertinotti e Fini, ex presidente della Camera dei Deputati, hanno ancora assegnato degli uffici prestigiosi con relativa segreteria nel cuore di Roma, in piazza del Parlamento, sempre a spese della Camera. Di questi brutti esempi, e chi mi segue lo sa, ne ho denunciati tantissimi. Purtroppo questa casta padrona e impunita che spadroneggia alle nostre spalle dei comuni cittadini, nessuno riesce a schiodarla. L'Italia è il paese dei privilegi, se ci fai parte è la vita comoda, se ne sei fuori puoi solo incazzarti. Ma forse, visto l'impoverimento di milioni di italiani, qualche reazione, speriamo pacifica, potrebbe far finire questo schifoso andazzo. Abbiamo vicino a noi il caso dell'Ideal Standard, 450 persone più altrettante dell'indotto che entro breve, se non accadrà nulla di nuovo, si troveranno presto a vivere situazioni che sembrava appartenessero ad altri oscuri periodi storici. Sono anni che molti, tra cui chi vi parla, lanciano l'allarme povertà. L'Italia sta scivolando velocemente in un'economia da terzo mondo. Il nostro apparato industriale che si sta dissolvendo, forse in maniera irreversibile, come dice il presidente degli industriali friulani, Caligaris. Siamo su un piano inclinato molto pericoloso. Solo con un cambiamento radicale il Paese potrebbe avere qualche possibilità di ripartire.
come premessa però è la cacciata di questa casta padrona e impunita. Deve essere metaforicamente, ovviamente, fatta fuori, perché possiamo stare certi che se continuiamo a mortificare i ricercatori come quelli del San Raffaele di Milano nel modo che vi ho descritto, gratificando viceversa una casta parassita imbelle, non avremo nessuna chance di rimettere in moto il Paese per farlo ridiventare civile, democratico e con un più diffuso benessere. Ci rivediamo mercoledì prossimo.